Eccoci col nostro focus, lo sapete, lo spazio informativo della nostra redazione. Oggi ci occupiamo di cani e gatti che non sempre sono coccolati e sono anche il centro delle attenzioni dei loro proprietari, ma la cronaca ci racconta di tanti fatti che invece vedono animali, cani in particolare, ma non solo, anche animali domestici in generale, trattati malissimo, tanto da poi arrivare fino alla morte. Insomma, noi ne parleremo anche perché alla Camera è stato approvato, quindi prima battuta, poi passerà al Senato, ovviamente una legge che inasprisce ancora di più le pene per chi abbandona o maltratta animali ovviamente domestici. Questo pomeriggio ne parliamo con Floriana Pisani, che è della Lega Italiana dei diritti degli animali. Buon pomeriggio, grazie per essere qui. Poi con Tania Cipolla, che è dell'associazione L'Altra Zampa, grazie anche a lei. E poi anche con Giuseppe, grazie, Giuseppe Di Stefano, che è un educatore di cani. E quindi anche ci spiegherà tante cose perché insomma noi ovviamente puntiamo oggi l'attenzione su quella che è l'attenzione ma anche come dire, la cura degli animali domestici, perché molte volte dietro un po' l'entusiasmo iniziale poi invece arriva il momento in cui il cane, il gatto o comunque l'animale domestico che ci fa compagnia diventa un peso. Insomma, per evitare anche questo noi cerchiamo di dare qualche informazione e qualche dettaglio in più, anche comportamentale, e in questo ci aiuterà molto Giuseppe Di Stefano. Intanto partirei da lei, Floriana Pisani, tra l'altro che è un avvocato, quindi insomma partiamo da questa legge che ovviamente ha bisogno di un altro passaggio istituzionale, l'iter appunto legislativo, però già dà un indirizzo per quello che appunto attiene a questo. Prima proprio di entrare nello specifico, io manderei in onda un nostro servizio perché racconta un fatto di cronaca ben preciso che poi lo commenteremo insieme, intanto lo possiamo vedere. Diede fuoco e uccise il suo cucciolo di pitbull a Palermo lo scorso gennaio. Il cane morì dopo atroci sofferenze pochi giorni dopo. A distanza di qualche mese dalla tragica fine di Aaron era stata chiesta l'archiviazione per Carmelo Russo, definito da animalisti e non un mostro. Oltre 20 associazioni su tutto il territorio nazionale avevano presentato una denuncia chiedendo che Russo andasse a processo. L'uomo fu considerato incapace di intendere e di volere. Eppure facevano effetto le immagini delle telecamere di sicurezza di un bar mentre fumava disinvolto una sigaretta dopo aver assistito alla fine del suo cane. Ecco, la collega Desiree Ferlito dice definito un mostro, non può essere altrimenti chi si comporta così con un animale. Sono persone anaffettive che chiaramente in questo caso aveva proprio dei problemi psicologici, però per esempio nel caso noi insieme con la Lide e con altre associazioni animaliste abbiamo seguito su Catania il fatto del cane Gibi. Il cane Gibi che purtroppo è morto a seguito di atroci sofferenze perché è stato lasciato senza né cibo né acqua dal suo proprietario per più di 10 giorni. Certo, quindi cosa rischiano adesso? No? Perché allora, insomma, questa legge... Nel caso specifico questo gentiluomo è stato condannato a 6 mesi, invece con la nuova legge, con la legge Brambilla, sarebbe stato condannato sicuramente almeno ad 1 anno, se non di più, perché la legge ha aumentato le pene da 1 anno a 4 anni e in più ci sarebbe stato sicuramente una multa, diciamo, da 10.000 a 60.000 euro, quindi almeno 10.000 euro. Ovviamente secondo noi queste pene sono comunque ancora molto basse, ma è già un primo passo e soprattutto il primo passo di questa legge è quello che mentre nel testo precedente si trattava di delitti contro il sentimento, adesso sono delitti contro gli animali, cioè l'animale, il cane, il gatto eccetera è diventato non più una cosa ma un essere
essere senziente. Certo, quindi questo è anche un'importante differenza. Tra l'altro credo che in questa legge sia compreso anche l'abbandono, per esempio in strada, che è un'altra, se causa anche incidenti stradali si può incorrere appunto anche in sanzioni e comunque si può anche considerare come un omicidio stradale, cioè la stessa gravità. Sì. Quello è un altro fenomeno incredibile, però purtroppo che si ripete. Sì, e che praticamente prima non era neppure sanzionato, adesso invece c'è una sanzione, credo se non ricordo male, soltanto economica, se non c'è chiaramente l'ipotesi che diceva appunto, lei dell'incidente, se no si dell'incidente, incorre eccetera. anche in quella penale. Ma no? prima non c'era neanche Quindi questo, anche... quindi sono piccoli passi. Piccoli passi che poi vedremo nel... Tania Cipolla dell'associazione L'Altra Zampa, voi come dire, siete forse quelli che poi incontrate e accogliete e soccorrete, no? L'animale per strada che è abbandonato, che vive insomma anche in pericolo di vita, rischia anche cioè di perdere la vita. Qual è la vostra esperienza? Insomma, perché noi spesso non ci pensiamo a questa realtà, ma è una realtà, un mondo. Sì, buonasera, grazie per avermi invitato. Mi fa piacere parlare sempre di questi problemi, soprattutto quando si cerca di capire il ruolo che possono avere le associazioni nell'ambito diciamo, di questa che è una problematica gravissima, appunto quella del randagismo. Le associazioni sono sostanzialmente una fonte inesauribile proprio insomma, di esperienza che spesso, diciamo, i comuni non utilizzano abbastanza, cioè sono delle risorse umane fondamentali che lavorano a costo zero e che fanno un grande servizio. Tra le altre cose sono proprio anche inserite nuove nelle leggi, cioè le associazioni dovrebbero in tutti i comuni poter collaborare per cercare proprio di insomma, intervenire in quelle situazioni con una sinergia con le ASP, con la Polizia Municipale. Nel caso della nostra associazione, ma comunque di molte associazioni animaliste, sì, si interviene però senza questo coordinamento, perché purtroppo noi lo denunciamo da sempre, i comuni, le ASP, insomma, non ci mettono nelle condizioni di poter agire con questa bella sinergia. Quindi spesso si fanno degli interventi, si fa tutto così con estrema rapidità, da parte delle associazioni, laddove invece appunto manca l'intervento per esempio della Polizia Municipale, che è il primo tassello che diciamo, dovrebbe intervenire in questi casi, o un canile convenzionato con i comuni, ecco, che per esempio spesso non c'è. le chiedo a Catania o comunque nella nostra, diciamo, dal suo osservatorio, la situazione dei canili. Cioè cosa accade quando poi si trova un cane abbandonato, che insomma lei faceva riferimento al fenomeno del randagismo. Allora, a Catania in questo momento ci sono delle convenzioni con dei canili che sono sia dei canili locali ma anche fuori comune. Tutto dipende spesso, purtroppo tutto è il risultato di convenzioni che possono più o meno essere vigenti o meno a seconda della scadenza, a seconda del numero dei cani che sono detenuti, cioè ogni canile ha un numero di cani massimo che dovrebbe poter detenere. Al di là di questo numero, chiaramente bisogna trovare una collocazione anche per gli altri. Ma questa è già una patologia, perché in realtà il canile serve semplicemente come luogo di profilassi iniziale, diciamo, di sistemazione iniziale, in attesa che il cane trovi una definitiva collocazione. Il cane non deve poter rimanere in canile per tutta la vita. Questo comporta, oltre a una sofferenza animale indicibile, ma comporta anche uno sperpero di soldi pubblici che chiaramente sono notevoli. Se noi pensiamo che ogni cane, parliamo in questo caso di cani,
costa circa 3,50 € alla collettività al giorno, su 600-700 cani che vengono detenuti in un canile, facciamoci il conto quanti soldi sono. Ed è un problema di business, chiaramente. Cioè, se io devo evitare che i canili si riempiano, devo rendere questo tipo di attività non certamente appetibile da parte di singoli privati. Ecco perché inizialmente la legge quadro prevedeva che cosa? Un affidamento alle associazioni, non certamente a ditte che possono anche essere semplicemente imprenditori, non Certo. certamente, E che quindi, anche se poi si figurano come associazioni. certo, che quindi non Spesso curano, e che quindi non curano con la dovuta attenzione il cane che poi arriva, insomma, nel canile, no? Cioè c'è una questione anche che riguarda anche quello. Cioè, una cosa è che si fa per business, come dice lei, una cosa che si fa perché c'è una sensibilità e quindi le associazioni hanno questa sensibilità poi. Sì, ma poi c'è un problema anche a monte, perché anche un'associazione, se fosse soltanto un'associazione a occuparsi dei canili, no? Ci sarebbe un problema a monte che è quello del numero dei randaggi. Cioè è chiaro che bisogna intervenire a monte, cioè cercare di non farli proliferare questi cani. Cioè è lì il problema. Allora, poiché c'è stato un ritardo nella legge, nella nostra regione, parlo della Sicilia, di quasi 20 anni per poter applicare la legge che era stata promulgata nel 1991, lei immagini ormai come appunto il fenomeno è diventato talmente incancrenito che è difficile oggi poter avere canili dove ci sono 30-40 cani al massimo. Qua stiamo parlando di numeri che sono incredibili. E con tutta la buona volontà, devo dire, sono soldi enormi che il comune deve poter uscire e che in mano però all'imprenditore che deve fare moneta chiaramente diventa, diciamo, si va al risparmio, cioè si va al ribasso naturalmente, quello è il problema. È un problema talmente vasto che oggi non so come si potrebbe porre rimedio e mettere delle pezze a tutto questo. Fatto sta, e questo ce lo può dire anche l'educatore, che i canili sono saturi. Sì, Giuseppe Di Stefano, chiedo a lei perché quando poi un cane viene abbandonato, maltrattato, ma addirittura i traumi che subisce questo cane poi restano per sempre. Lei che è un educatore e quindi non è un addestratore, che cosa ci può raccontare invece della sua esperienza? Beh, sicuramente insomma non sono racconti piacevoli perché già è difficile trattare con cani problematici, figuriamoci cani che hanno subito chissà quali tipo di esperienze in canile, per strada, non si può mai sapere. Quello che è certo è che bisognerebbe iniziare sin da subito a impostare un programma di recupero comportamentale quando si tratta di soggetti così trovati per strada, adulti, perché considerate che i cani sono dei soggetti, non sono tutti uguali, al di là della forma, io parlo proprio mentalmente, sono differenti l'uno dall'altro e quindi significa che hanno esperienze differenti e modi di comunicare assolutamente differenti. Se tutto questo non viene recepito dall'essere umano, si continuano a creare sostanzialmente dei maltrattamenti che io definisco latenti, perché significa che due soggetti che vivono insieme, i contesti possono essere differenti, nel caso del canile piuttosto che in una famiglia, piuttosto che con un singolo in campagna o in città, ma il concetto è che bisogna saper comunicare e se la comunicazione non è corretta, non è comprensibile per quell'animale a seguito del suo vissuto, tra virgolette non si fa altro che senza accorgersene maltrattare, perché quel soggetto non può capire perché i messaggi che arrivano non sono coerenti, non sono comprensibili per lui. Ecco perché è fondamentale seguire i soggetti sin dall'inizio con l'ausilio di un professionista, un educatore, un'educatrice, un istruttore, un'istruttrice, non importa,
Certo. però essere seguiti da qualcuno, perché c'è tanto da imparare ed è così che poi si evitano determinate problematiche. Le chiedo anche chi si rivolge a lei, cioè quando le arriva un cane e il proprietario dice ha qualche problema, lei qual è il suo modo di agire e soprattutto quanto è importante anche la relazione che ha col proprietario, cioè anche il proprietario deve cambiare, no? Il suo modo di... probabilmente magari il cane reagisce a qualcosa che non funziona dentro appunto Sì, questa diciamo, dinamica. Ha detto benissimo, è proprio il proprietario, il conduttore che deve cambiare, perché deve imparare una nuova lingua. L'approccio in genere è ovviamente quando vengono da me, ognuno può avere i suoi problemi, i cani sono differenti per età, per problematiche, per sesso, insomma. Però l'approccio in generale è questo: io devo valutare proprio il tipo di relazione, costruire una relazione tra quel signore, quella signora e quel cane. E per fare questo cosa faccio? Li accolgo ovviamente in un ambiente idoneo, significa in giardino dove al momento mi trovo, li metto a proprio agio, faccio sguinzagliare il cane e vedo e sto semplicemente ad osservarli. Dico alle persone di camminare e li osservo. Poi chiaramente comincerò a fare delle domande al proprietario a seconda delle problematiche e deciderò cosa fare. Certo, quindi è un approccio insomma interpersonale. Floriana Pisani invece, infatti, a proposito del randagismo, ci sono tante storie, voi tra l'altro anche ci sono vere e proprie anche azioni penali, civili in questo caso, che quotidianamente vi si presentano. Allora, noi già da qualche anno con alcune associazioni animaliste siamo riusciti a creare una sinergia per poter difendere nelle aule giudiziarie i diritti di questi soggetti. In particolare, per esempio, con l'associazione Le Ristogatte abbiamo avuto un'ordinanza che è unica nel suo genere per quanto riguarda le colonie feline. In pratica qui c'era una signora che evidentemente zoofobica, riteneva che nel suo balcone i gatti della colonia non dovessero andare. Peccato che per evitare che questi gatti andassero nel suo balcone, lei aveva pensato bene di chiudere, quindi di non frequentare lei il suo balcone. Quindi ovviamente ha creato un habitat per questi gatti magnifico. Arrivato a un certo punto ha fatto si chiama manutenzione del possesso, cioè dice io sono stata spogliata del possesso del mio balcone, quindi è andata dal giudice. Andando dal giudice però cosa è successo? Che il giudice, brevissimo, perché poi successivamente ha ascoltato le associazioni animaliste, avendo ascoltato soltanto la signora... Ma i gatti erano suoi? Erano no? Della colonia felina. Era una colonia felina quindi... che praticamente stava nel condominio. Okay. Ovviamente da questo posto dove stavano i gatti, siccome la signora abita al primo piano, saltavano in questo balcone. Mi scuso che ho fatto un passaggio. Così, per capirci. Quindi cosa è successo? Che praticamente in un primo momento giustamente il giudice ha detto sì, hai ragione, tu non puoi più usufruire del tuo balcone. Peccato che non aveva preso in considerazione i diritti degli animali. Allora, nel caso delle colonie feline, in modo specifico, hanno diritto al proprio habitat. Quindi se gli animali decidono, i gatti decidono di stare in un determinato luogo, è vietato per legge spostarli. Quindi quando poi noi siamo intervenuti come associazione anche con l'associazione L'Altra Zampa di Tania Cipolla dicendo assolutamente che questa cosa non era possibile, cioè non si potevano spostare i gatti, ci siamo scontrati con una realtà veramente difficile perché non c'erano precedenti. Quindi il giudice ha dovuto diciamo con lungimiranza anche interpretare la normativa dicendo che appunto i gatti hanno diritto
a permanere nel luogo dove stanziano. Quindi ed diciamo la essere conclusione curati, qual è stata poi alla fine? che non possono essere sfrattati. Non possono essere sfrattati e quindi potevano soffrire, Possono diciamo, soffrire dei luoghi comuni. Ci dobbiamo fermare un brevissimo stacco, ritorniamo poi subito dopo. Tania Cipolla, chiedevo a lei, purtroppo restano veramente pochi minuti prima della chiusura, un intervento che avete fatto recentemente. Beh, noi con l'avvocato Floriana Pisani abbiamo già avviato diverse battaglie legali, ma comunque su segnalazioni di cittadini e cose varie. Per esempio la questione delle esche avvelenate che venivano appunto sparse nel centro di Catania, zona Corsa Italia, abbiamo ovviamente denunciato questo fatto, l'esecutore è stato patteggiato, poi maltrattamenti, ci siamo costituiti in tanti procedimenti per maltrattamenti animali, insomma c'è una maggiore sensibilità da parte della gente che comincia a denunciare un po' di più. C'è una maggiore consapevolezza un po' da parte dell'opinione pubblica, questo ci fa molto piacere. Io, se mi permette, vorrei fare un focus velocissimo su un problema che mi piacerebbe affrontare magari in un'altra sede, ma lo anticipo, che è quello diciamo, del collegamento che sussiste tra violenza che viene posta in essere da minori e la violenza e la potenzialità di questa violenza che si può appunto può essere manifestata anche nei confronti degli adulti, cioè un minore è un potenziale un uomo violento, quindi che può mettere in atto, diciamo, dei comportamenti come femminicidi eccetera. Quindi l'osservazione di un minore oggi nelle scuole, nelle famiglie, che anche semplicemente tira la coda al gatto, non deve passare inosservato, e non può oggi questa cosa essere appunto tralasciata alla luce anche diciamo, di quella che è la violenza tra i minori che sta avvenendo assolutamente, fuori. Quindi questo per esempio è un altro elemento importantissimo che va assolutamente affrontato. Giuseppe Di Stefano, le chiedo veramente di essere veloce, però ci tenevo a farle questa domanda perché ci avviciniamo al Natale, insomma il regalo del cagnolino, no? Sempre questo entusiasmo, come dicevo prima, questa gioia, poi ci sono le mode, i cani sono a mode, ci sono le razze, insomma tutto quello che ha a che fare con questo. Lei invece da educatore cosa si sente di dire? Beh, di non prendere il cane come se fosse un giocattolo. In genere io sconsiglio il regalo del cane. Il cane insomma richiede una certa responsabilità, un impegno poi costante che nella migliore delle ipotesi dura più di 10 anni, quindi molta cautela, è un essere vivente, quindi significa avere un attimino più di accortezza e magari farsi aiutare, chiedere consiglio, chiedere l'assistenza appunto di un professionista del settore, nel caso in cui si voglia fare la scelta insomma di avere un cane. Però ecco, non sono regali. Spesso i cani regalati a Natale, insomma, già dopo Capodanno vengono dati via o si cerca qualcuno. E insomma, questo è veramente triste. E poi i canili si riempiono. I canili si riempiono. Appunto. E quindi quanti insomma volontari possono fare del loro meglio. In ogni caso non è bella la vita in canile comunque, al di là poi di come vengono gestiti. Certo, quindi grande prudenza e molta sensibilità. Ecco, ricordiamoci che sono esseri viventi, senzienti, quindi significa che provano emozioni, provano dolore, provano piacere. Grande rispetto. L'avvocato Pisani ci suggeriva il patentino, no? per chi si così appunto sceglie, e comunque scelta consapevole e soprattutto appunto ponderata prima di apprendere un cane o un gatto, insomma, perché poi diventa veramente membro, come si dice, della famiglia, della comunità, insomma di chi ha deciso poi di trascorrere tanti anni, no? In compagnia appunto di un animale domestico. Io vi ringrazio i miei ospiti. Sì, aggiunga in velocità perché sì, una chiusa soltanto. Insomma, se si vuole comprare un cane di razza, fare sempre attenzione dove si compra, perché c'è molto maltrattamento animale anche negli allevamenti di razza. Bene.
Grazie, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie ai miei ospiti, alla prossima.